In un periodo nel quale molto spesso si preferisce importare prodotti agricoli e metterli nel mercato italiano, i produttori di Campagna Amica scommettono sul proprio territorio, investendo ed innovando la loro impresa con pratiche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente e delle biodiversità. Gli agricoltori aderenti al progetto della Coldiretti si impegnano da tempo a fare qualità a prezzi equi. In particolare hanno ridotto la filiera agroalimentare, instaurando un rapporto diretto con il consumatore. Inoltre si sono impegnati a rispettare e conservare l'ambiente attraverso forme di agricoltura e di uso delle risorse naturali compatibili e utili per l'ambiente e l'ecosistema. Altro settore di particolare attenzione da parte della Coldiretti è quello della didattica nell'agricoltura, con l'incontro tra imprese agricole e il mondo scolastico. Quella del chilometro zero è una formula che piace ai consumatori della marca trevigiana, che affollano i mercati di Campagna Amica. Perché prima di tutto la qualità, la freschezza, i prezzi, la comodità e non ultimo dare una mano a tutta questa gente, secondo me va fatto. Trova roba buona e allora conviene venire qui e prendere qualcosa, insomma, dopo anche qua c'erano le cose tristi, ma fino adesso insomma si trova bene, allora si cerca di venire al venerdì per trovare qualcosa di buono dei contadini, insomma. Appuntamento affollato anche quello nel centro storico di Mogliano Veneto il venerdì mattina, con consumatori che arrivano anche dai comuni limitrofi per fare acquisti. Io vengo da Zero Branco, per cui venire fino a qua mi ci vuole del tempo, perché dove abito io non c'è. Sicuramente il prodotto che viene direttamente dal produttore dovrebbe essere qualitativamente superiore. Prima cosa perché si trova roba genuina e diciamo merce che non è stata trattata, biologica, maggior parte di quasi così, e anche sono roba locale e siamo più tranquilli, più sicuri almeno e diamo un po' di sviluppo ai nostri contadini.